Buonasera, bentrovati a Corner. È lunedì e continueremo ad esserci il lunedì anche in attesa dei playoff. Questa è la notizia che diamo a chi chiaramente attende questo nostro appuntamento. Un appuntamento che stasera vede al tavolo con me Angelo Patanè. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Alessandro Vagliasindi. Buonasera, bentrovati. Max Velotto. Buonasera a tutti voi. Angelo Micale. Buonasera. È un incubo per me. Quasi. È diventato un incubo. C'è stato un momento in cui eravamo 6 angeli qui a Telecolor. Cioè, Max, se non ti chiamavi Angelo, tu qua oggi non potevi stare a in quegli capo. anni. Alessandro ha dovuto cambiare l'anagrafica. Quando si presentò a Telecolor dice: mi chiamo Angelo Vagliasindi. Angelo Alessandro detto Vagliasindi. detto Alessandro. E fu così che poi entrò a Telecolor. Abbiamo Allora- anche Angela tipo. Va bene, allora andiamo dalla nostra Giulia. Buonasera Angelo, buonasera a tutti, buonasera soprattutto ai nostri telespettatori che se volete interagire con noi potete sempre farlo al numero 342 771 2855. Allora, come sempre, per iniziare noi vediamo la copertina della nostra trasmissione, rivediamo la partita, il montaggio oggi è stato curato da Ottavio Longo e poi cominceremo le nostre poi c'è un considerazioni. quiz. Ma lo facciamo dopo, lo Ok. facciamo dopo. C'è anche un gioco. C'è un giochino, piccolo giochino, ma una cosina così che facciamo Sobria. sobria. Vediamo la copertina. Atalanta e Catania in una ultima di campionato che davvero mette sul filo di un rasoio le due formazioni. Arbitro Marco Di Loreto di Terni. L'anno prossimo con ogni probabilità lo troveremo promosso nel CAN di Serie A e di Serie B. Squadre che stanno prendendo gli applausi del pubblico rivolti alla tribuna, partita proprio in questo istante. La gara forte, riesce a mantenere il pallone in gioco, lo scarico su Jimenez, vince uno dei duelli insieme a Levac, poi pallone perso da parte della Catania, intervento straordinario di Pieraccini, che arriva sulla palla in corsa mentre c'è un tiro dalla distanza. L'Atalanta perde una pallone, possibilità per l'incursione da parte della Catania, il tiro di D'Ausilio, la parata incredibile di Vismara, tutti e 10 giocatori dell'Atalanta all'interno dell'area di rigore, poi incredibile, falliamo una occasione con Forte che si vede rimpallare la palla davvero a tiro così di destro, ma la sfera che arriva sulla coscia, con la coscia destra, sì. non la può orientare bene. Adesso c'è il calcio d'angolo battuto proprio ancora da Jimenez, sfera che ritorna nuovamente verso D'Ausilio, controllo del numero 99 della Catania, pallone che sprova all'interno del rigore, Cicerelli carica il destro, che castagna. Berto anziché caricare il sinistro preferisce scaricare dove c'è Cassa, largo, poi c'è la possibilità di mettere un pallone all'interno dell'area di rigore, c'è una mischia e poi la girata di sinistro di Cassa e il pallone che si perde davvero di poco altro. Atalanta under 23 che adesso ci prova cercando la profondità con Berto, largo a sinistra, c'è il gol dell'Atalanta under 23 e che gol con Ghislandi, Angelo. sì, Ghislandi che ha messo il pallone in fondo al sacco. Siamo stati trafitti al minuto 42esimo con una giocata Un 1-2. È bastato un di 1-2 per Ghislandi. mettere fuori. Prima la giocata di Cassa, poi Ghislandi e lì restiamo su una linea che probabilmente non arretra con il fuorigioco, ma era pronto anche Stefanoni a mettere il pallone in fondo al sacco e questa è davvero una cattiva notizia. Può battere il calcio d'angolo in Catania, lo fa con Cicerelli, chiama lo schema, Cicerelli, palla che scavalca il secondo palo, poi dal limite dell'area di rigore, che botta, che Provacelli, palla che si perde fuori, un siluro di Celli, ancora Bruzzaniti, largo, Jimenez
lo scambio con Bruzzaniti, si trova uno spazio Bruzzaniti, la mette morbida, Caturano prova la rovesciata, 1-2, Caturano il tiro e gol, Caturano, il tiro e il gol di Salvatore Caturano. Angelo, è Che ti ho 20 detto? minuti che Caturano lavora bene per la squadra. Che Ha ti fatto ho un gol detto? da rapinatore assoluto, Esatto. da Allora, predatore. Dini salta più in alto di tutti e Caturano mette il pallone in fondo al sacco. E con questo triplice fischio finale il direttore di gara manda le due formazioni negli spogliatoi. Ha diretto bene Marco Di Loreto di Terni, che Catania ci ha fatto tribolare davvero per quasi tutto i secondi 45 minuti. Il ritorno di Caturano al gol è l'esperienza migliore che ha consegnato questa partita e questa squadra, insieme ovviamente Carlo al secondo posto in classifica. Allora, una copertina particolare, attenzione, c'è stata una coda diversa rispetto al solito per ricordare, soprattutto sottolineare questo gol di Salvatore Caturano. I nostri tecnici sono straordinari, quindi colgono il momento, l'attimo e anche quello che è probabilmente la traccia più importante di questa partita. Adesso, ascoltate bene cosa ha da dire Vagliasindi, perché alla prima persona che darà la risposta esatta alla domanda che sta per leggere lui, andranno 2 biglietti per un gol per la solidarietà, la partita che si gioca mercoledì mattina al Massimino, e quindi insomma regaleremo questi 2 biglietti a chi darà la risposta esatta. Ma Giochi Gagliano? Io non gioco. Michele, vieni. No. Grazie. Siamo solo io, Vagliasindi e Io ho solo poi- pensiero e che tu Alberto, possa bravo. giocare e mi sconvolge la vita. Cioè, Siamo solo io, Alessandro e Alberto, che lui è proprio bravo. Lui ci dà bene. Allora, leggiamo questo messaggio, questa domanda e sentiamo per la risposta, la prima risposta esatta. Farà fede ovviamente l'orario di arrivo sul Dove la nostro, devono al nostro numero. recapitare. Guarda, è sovraimpressione. Perfetto. 342 7712 855. Lo conoscono tutti a memoria e quindi... Dai, leggiamo la domanda. Allora, qual è l'unico allenatore delle 28 squadre partecipanti ai playoff 25-26 ad averli già vinti? Allora, aspettiamo le vostre risposte, d'accordo? Allora, L'unico allenatore dei playoff ad avere, cioè, Alessandro, di quest'anno, Alessandro la attenzione. notte non dorme. Lui ma devo dirti anche una cosa su questa partita del cuore, perché sono arrivati davvero tantissime richieste di vedere questa partita del cuore. Stavolta mi sostituisco a Vagliasindi, che dà sempre gli scoop, e uno ve lo do io. Giocherà anche Mimmo Toscano questa partita, e allora ci sarà l'allenatore del Catania, sarà in campo per questa partita, e siccome tante persone vorranno vederlo anche all'Opera, Max, tu non ci sarai ad arbitrare, peccato, ma perché sei fuori per altri impegni di lavoro, ma altrimenti avremmo aspettato. Ci sarà Mimmo Toscano, giocherà, e siccome sono tantissime le richieste che sono arrivate per l'acquisto di questi biglietti, sarà aperto il botteghino Piazza Sperini la mattina. Chi vuole ancora può riempire le tribune dello Stadio Massimino e tifare per questa partita del cuore. E questo è avere un bel messaggio, perché poi è un gol per la solidarietà, e queste sono le cose che davvero ci fanno piacere, e ci fa piacere partecipare, essere presenti lì. Allora, sono arrivate una marea di risposte, ma ancora non ho visto quella giusta, attenzione. Quindi, La ripetiamo oppure va bene così? ripetiamola, dopodiché poi facciamo la nostra discussione e fra un pochettino diremo se c'è stata la risposta esatta oppure no. Qual è l'unico allenatore delle 28 squadre partecipanti ai playoff 25-26 ad averli già vinti? Intanto di chi ha risposto, che cosa Vabbè, stanno scrivendo di tutto. Hanno scritto almeno una quarantina di volte Mimmo Toscano, ma No. No.
Risposta errata. Bene, allora, comunque, adesso apriamo la nostra discussione, facciamo la nostra... campionati diretti. Lui vince Sempre vinto in maniera diretta. prima, così, primo colpo. Io vorrei sentire subito Patanè che era sul campo. Angelo, forse è arrivata adesso la risposta esatta, quindi fra poco comunicheremo a chi ha Stop al vinto. televoto. Stop al televoto, ma tanto continuano ad arrivare i messaggi in maniera... Vabbè, il primo in ordine, in ordine di arrivo. In ordine di arrivo, attenzione, in ordine di arrivo. Quindi poi faremo un esame attento rispetto, perché sono arrivate almeno, non voglio esagerare, 100 e oltre risposte in questo arco di tempo. 3 minuti. Allora, Angelo, non ti parlo della partita. No, io voglio parlare con te invece di quello che è successo prima della partita. Vorrei parlare con te dei tifosi splendidi che erano sul campo e di una cosa che secondo me è inammissibile e inconcepibile rispetto a quello che è poi lo standard di una produzione televisiva. Io non so se prenderla a ridere, Angelo, ma Angelo, parlo anche con Angelo Micale, o altrimenti raccontarvela in maniera seria, ma la prendiamo in maniera forse scanzonata, ma non per questo non altrettanto seria. Ieri ci richiamo allo stadio di Caravaggio, dove avevamo la produzione ovviamente della diretta della partita. Grazie per tutte le persone che ci hanno seguito, siete stati tantissimi. Poi parleremo dei tifosi, ma intanto vi spieghiamo due cose, due annotazioni tecniche che entrano un po' nel tecnico, Angelo, ma raccontano invece altre situazioni. E ci accorgiamo di due circostanze. La prima: abbiamo una postazione che è la postazione commento, quella che avendo acquistato i diritti alla partita abbiamo diritto, e cioè è la postazione che normalmente è quella centrale, quella del box Sky o Rai, quella che sta proprio davanti alla postazione delle telecamere, o meglio al di sotto della postazione delle telecamere. La tetostampa dell'Atalanta ci comunica che noi non possiamo accedere. Già la produzione aveva installato, la produzione di Milano aveva installato tutto l'apparecchiatura elettronica, e quindi le cuffie e quant'altro, i monitor, ma ci dicono che da lì dobbiamo spostarci, perché l'Atalanta non vuole, questo è la ragione, non voleva interferire o interferenze con i match analyst dell'Atalanta, due ragazzini, due professionisti, nulla da dire, ma due ragazzini che dovevano collocarsi in questa postazione che aveva almeno 10 posti liberi. Erano due, dovevano stare lì e non volevano interferenze con i giornalisti catanesi. E per oltre un'ora noi siamo stati in ritardo su tutte le produzioni, ma anche la produzione di regia, perché c'è stato un veto assoluto da parte dell'Atalanta che venisse contaminata quella postazione dai catanesi. Abbiamo dovuto far intervenire. Angelo, però non possiamo fare 90 minuti, perché guarda, devo fare pubblicità fra pochissimo. Fare intervenire Studio, Lega e il commissario di Lega, soltanto a quel punto finalmente abbiamo esercitato il nostro diritto di poter stare lì, pur avendo contaminato quella postazione, essendo catanesi e siciliani. Ma c'è un altro aspetto che riguarda invece una questione tecnica. Non è stata collocata la telecamera ai 16 metri, quella che stava a ridosso del settore eccola lì, la telecamera ai 16 metri, quella è stata collocata ai 30 metri. E sapete perché? Perché a destra di quella telecamera, difatti guardate le rimostranze del Catania Calcio, c'erano i tifosi del Catania. Tifosi del Catania che avrebbero potuto rappresentare un'insidia, ma non per la produzione, perché qui ancora una volta non c'entra la produzione di Milano, la regia, ma c'entra la scelta da parte dell'Atalanta di non mettere la telecamera ai 16 metri perché era troppo vicina a quel settore di rispetto, perché era troppo vicina ai tifosi del Catania, e questo poteva rappresentare un rischio e un'insidia. Una situazione vergognosa che non abbiamo mai visto da nessuna parte. Il Catania ha provato a esercitare il diritto di poter ripristinare la telecamera ai 16 metri, ma per tutti, non per il Catania, ma per l'esercizio corretto anche della rappresentazione sul campo, anche per aiutare gli arbitri. Ma a quel punto mancava 20 minuti, mezz'ora alla partita, la produzione non poteva più far nulla
E la stessa produzione ci ha detto: noi abbiamo più volte richiesto di poterla collocare correttamente 16 metri, ma ci hanno detto che era troppo vicina ai tifosi del Catania e questo poteva rappresentare, vicina significa al di qua della linea di demarcazione, quindi c'era davvero tutta una struttura che poteva riparare la telecamera. Una situazione assolutamente che vi lascio commentare da soli. C'è poco da commentare. Vi lascio pensare da soli. Poi ci sarà il resto, ma di questo ne parliamo, perché tra le emozioni di questa partita ce n'è una che riguarda Michele, tu, Max. La raccontiamo, noi. raccontiamo. Adesso però ci dobbiamo fermare. Giulia, fra poco vengo da te, ripartiamo da te, facciamo la pausa pubblicitaria e poi vi diciamo chi è che si è aggiudicato il premio, con questi 2 biglietti per assistere a un gol per la solidarietà, partita organizzata da Luca Napoli. Quest'anno, ricordiamo, l'incasso sarà devoluto a chi ha patito la difficoltà, il dramma della frana a Niscemi. Tutto questo fra pochissimo. Allora, abbiamo il vincitore, lo possiamo dire al nostro telespettatore, che si chiama Ivan Basta. La sua risposta è arrivata alle 20:55, è stato il primo a fare il nome di Luciano Foschi, attuale allenatore del Renate, che vinse i playoff con il Lecco in una finale Lecco-Foggia di qualche stagione fa. Benissimo, allora, quindi Ivan... Tutti gli altri allenatori che Parliamo partecipano di playoff con la formula attuale. Dei 28 allenatori che partecipano quest'anno, l'unico ad averli vinti con questa formula è Luciano Foschi. Benissimo, allora abbiamo già dunque consegnato, abbiamo già giudicato questi 2 biglietti, questa è la risposta che avevamo già preparato con Alessandro. Adesso abbiamo promesso alla nostra Giulia di leggere qualche messaggio, da qui in poi adesso cominciamo anche ad entrare nel merito di quello che è stato non solo il risultato sul campo, ma di quello che sarà poi che saranno i playoff. Giulia. Esatto, da Maurizio. Sono molto contento che il Catania ancora può sperare per la Serie B facendo i playoff, ma vedendo questa squadra che va a passo di Marzucca la vedo un po' difficile, ma comunque la speranza è sempre l'ultima a morire. Poi c'è anche chi scrive: nessuna possibilità di vincere i playoff perché l'Ascoli è favoritissimo, e poi anche Ascoli e Campobasso super favorite, occorre quindi un grande Catania per superarle. Si deve cambiare marcia, giocando così non andremo lontano. Vorrei sapere dai giocatori il motivo che a fine partita non sono andati a salutare i tifosi del Catania. Con un Cicerelli così è davvero tutto possibile. Ora resettare tutto e poi i playoff con la mentalità vincente del girone però di andata. I playoff si vedranno in chiaro, grazie, da Giuseppe. Vogliamo darla questa notizia? I playoff si vedranno in chiaro? Allora, possiamo dare la notizia che i playoff si vedranno in chiaro, almeno per quanto riguarda il primo turno che il Catania disputerà. La partita in trasferta 17 maggio. 17 di maggio sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Telecolor. Ancora non siamo in grado di dirvi quale sarà questa partita perché si devono giocare tantissime Lo sapremo altre il 14 maggio. Almeno, data del sorteggio. dico, almeno quella perché quella sicuramente si gioca, perché poi c'è da vedere se c'è il passaggio del turno. Esatto. Dopodiché poi l'azienda tratterà potremo per... discutere di altre cose, però poi ci saranno i semifinale, Final Four, quindi poi vedremo quali saranno gli scenari, però possiamo garantire che la partita Noi ci siamo. che il Catania giocherà in trasferta a quelli che sono, diciamo, i quarti di finale, no? Perché sono quarti di finale, sono classificati così, sarà trasmessa da Telecolor in diretta. Anche se devo dire che da questa tribuna, Angelo, stiamo facendo una campagna, reputo che sia intelligente, di grande democrazia e di grande giustizia, che è quella di consentire ai tifosi del Catania, così come ai tifosi di tutte le tifoserie, quelli che magari hanno la tessera, quelle persone che hanno avuto, come ieri, la possibilità di andare in un campo teoricamente ostico come quello dell'Atalanta e di avere una giornata straordinaria, di poterla trascorrere, ognuno tifando la propria squadra, di avere la libertà di poter andare con ovviamente i presidi necessari. Non ci saranno, reputo, ci auguriamo, ancora divieti, perché altrimenti rischieremmo di falsare questo momento di questo campionato. Presidi sì,
attenzione sì, responsabilità da parte di chi parte tanta, perché ovviamente ci andremo ad essere a confrontare, ad essere osservati sotto la lente di ingrandimento, quindi il primo passo deve essere quello dei tifosi che si spostano per andare a vedere le trasferte, però un divieto becero, totalmente così destituito o soprattutto coordinato in modo che il passaggio dei tifosi, se passano da Messina, se passano da Reggio, se passano da Avellino, troveranno sempre un problema per poter dire di no. È assolutamente una situazione ingiusta e non democratica. Bene, allora, Padane ha detto la sua, adesso vorrei sentire un attimo Michele. Certo, su questa cosa, intanto io personalmente dico che per carità i tifosi del Catania mancano, ma in realtà non mancano. Ieri il settore ospite del Caravaggio era totalmente pieno, nel senso che era sold out. Ciò significa che i tifosi comunque che venivano non da Catania e provincia hanno comunque occupato il settore a loro stabilito. E devo dire che uno striscione mi è rimasto e mi ha colpito. Vedere scritto Berlino presente con il vessillo rosso-azzurro, onestamente mi ha colpito abbastanza. Catania è talmente forte da questo punto di vista che non dico che può fare a meno dei suoi tifosi qua che vengono da Catania, però ha dimostrato già ieri che se il settore probabilmente anziché di 550 credo posti fosse stato magari il doppio, probabilmente sarebbe stato comunque sempre pieno. Però mi sembra corretto e mi sembra giusto che si riescano a trovare i giusti correttivi per fare in modo che i tifosi possano attraversare l'Italia per poter andare a seguire la propria squadra, anche perché sennò cambia un po' la filosofia del calcio. Allora, ce n'erano un altro centinaio nella tribuna centrale di tifosi del Catania. Fra l'altro non mi stupisce questo. Correggimi se sbaglio. Assolutamente sì, e sottolineo come è stata una domenica di calcio, di allegria, ovviamente ciascuno tifando la propria squadra. Mi ho visto tante famiglie, allora ne approfitto, Angelo, perché ho un mandato, quello di salutarvi personalmente. Per la cosa bella, emozionante della trasferta di ieri è stato quello di sentirsi riconosciuti come gli unici portavoci accreditati di tante famiglie che non hanno più contatti con la Sicilia, non hanno più contatti con Catania, emigrati che non ritornano se non per le festività. E l'unico modo per avere un legame forte col Catania è quello di guardare corner, quello di guardare diretta stadio. E allora la mission è stata quella di salutare Michele, perché gli manchi, perché noi insomma facevamo il gatto e la volpe e non lo facciamo più. Avere poi invece ho avuto la supplenza di Gagliano che prova a moderarmi ed è entrato a casa delle famiglie e ti aspettano, Angelo, volevano sapere se corner si interrompeva. Non si interrompe. E quindi diamogli questa notizia. Max Velotto, che è diventato uno dei personaggi importanti, Giulia ovviamente è la parte bella, e poi? Ma la cosa pazzesca è Vagliasindi è diventato una specie di Archimede pitagorico delle famiglie che ci seguono da tutta Italia, da tutta Europa, ed è bellissimo avere avuto così l'obbligo morale di andare sotto quella curva. Non so se abbiamo le immagini, perché hanno preteso che noi andassimo a salutarli, ma per il piacere di poterci comunicare come siamo diventati persone di famiglia, le persone che loro seguono, le persone con le quali loro si rispecchiano. Ricordare gli slogan del passaggio in Serie A, di quelle vittorie, sapere che ci sono persone che diventano pazzi, Alessandro, perché tu fai queste statistiche che mi fa venire il mal di testa, Gagliano che prova a moderarmi, l'assenza di Michele che diventa così importante perché poi ci manca il gatto e la volpe, e poi anche la bravura di Max e Giulia che entra a pieno ritmo, ovviamente anche con argomenti molto più significativi dei nostri a casa e alle famiglie, è diventata avere una delle più grandi emozioni. Dovevo farlo. Hai fatto bene a farlo. Hanno voluti salutare. Li cingiamo in un ideale abbraccio collettivo. Ed è importante comprendere quando sia importante una trasmissione che regala a queste persone un cordone ombelicale che ancora li fa sentire uniti a questa città. Bellissimo.
Allora, adesso posso dire una certo, cosa? No. Volevo fare un attimo una riflessione legata al discorso anche delle trasferte. Io ne faccio un aspetto economico. Se andiamo su internet e decidiamo quali sono le percentuali spettanti alla Lega in occasione degli incassi delle squadre, per le squadre che giocano i playoff, ci accorgiamo che nella fase nazionale primo e secondo turno la Lega riceve il 20% degli incassi e il 40 e 40 se lo dividono le due società, ok? Mentre nelle Final Four la Lega riceve il 30%, va bene, e il restante parte se le dividono le società. Con questo che voglio dire? Che al di là di dare il diritto ai tifosi di poter seguire la propria squadra per un discorso proprio di tifoseria, di amore, di affetto, di calore verso la propria squadra. Ma anche di democrazia. Di democrazia, anche di democrazia, secondo me potrebbe essere un interesse economico per tutte le componenti, sia la squadra che ospita i tifosi, ma soprattutto per la Lega che riceve anche dei soldi. Devo però aggiungere una nota stonata, Patanè, perché ieri, a fine partita, ahimè, nel parcheggio dello stadio c'è stata una rissa tra residenti catanesi al nord. Questo non depone però in maniera favorevole per le trasferte del Catania. È possibile che ci saranno dei DASPO, però al momento non ci sono notizie su eventuali, diciamo, posso dirti che di questa situazione non abbiamo avuto contezza. La notizia è fondata, la notizia è verificata, tra i tifosi del Catania. Quindi cioè, diciamo tra loro. Ed è un'assurdità. E allora quando ho detto senso di responsabilità, perché poi altrimenti non ci dobbiamo arrabbiare. Non ci dobbiamo indignare se non ci fanno oltrepassare il varco. Quindi è giusto evidenziare, sottolineare questi io fatti. Contezze di risse non ne ho avute. Ero lì, Angelo, io personalmente. Io ti dico che evidentemente la fonte che mi dà questa notizia è una fonte diretta. D'accordo. Una fonte... Allora, la rissa è una situazione a cui partecipano, scusami, non lo so, non ero presente, non l'ho visto, credo alla fonte che è ovviamente accreditata, tu mi stai comunicando, però ascoltami che è Angelo. intervenuto per sedare la rissa. D'accordo, il concetto è però diverso. Se la rissa, perché poi facciamo questo lavoro e lo facciamo anche... Però Angelo, il concetto è questo, quello che ti voglio dire io, che bisogna evitare questi episodi, Angelo, bisogna che non avvengano assolutamente. Però Angelo, ascoltami, io non prendo le difese di nessuno, ma se io e Michele adesso ci scazzottiamo e stiamo è una cosa normale, fratello Michele. Noi ci scazzottiamo e intervieni tu, Max, Alessandro, Giulia, per provare a dividerci. Un discorso è due persone che si scazzottano e ci sono altri 7 che provano ovviamente ad arginare la lite. Un discorso è che tu ne vedi 7 e a quel punto dici che sono 7 e partecipa ad una rissa. Adesso non ho dubbi, Angelo, non ci devono essere questi ma è normale, episodi. È normale, d'accordo, ho detto senso di responsabilità assoluto da parte dei tifosi, perché altrimenti se non ci fanno passare dal casello di San Gregorio hanno pienissima ragione, benissimo. Però non ho avuto contezza di risse, non c'era un clima di rissa, che poi ci siano due, che per un motivo o per un altro vanno lì, o 2 o 3 persone, e isolatamente, perché un discorso è parlare di rissa dove partecipa un sacco di gente, un discorso è sarà tutto vero. Patanè, devo fare pubblicità. Fai pubblicità, però non possiamo dire che ci sono... È un dato di fatto, è un dato oggettivo. 4 stupidi e i 4 stupidi, però, come dici tu, devono essere assolutamente isolati. Pubblicità, a dopo. Giusto. Allora, ci siamo un po' sfogati fino a questo momento, abbiamo parlato di tutto a 360 gradi, abbiamo sentito anche la voce dei tifosi. Alessandro, entriamo adesso in clima playoff. Entro in tackle, grande civiltà anche dei tifosi dell'Atalanta, perché in tribuna insieme
ai tifosi del Catania non è accaduto nulla. Benissimo, non bellissimo. è successo niente. Bellissimo. Stop. Però con tutto il rispetto non mi puoi paragonare i tifosi dell'Atalanta a quelli dell'Atalanta under 27, Under 23, under. under tutto quello che vuoi tu. Senti, ma Cioè c'è una leggera differenza e tu sai bene, Lo so, anche per diretta, ne so, che per quello che tante volte, succede, ma- che non è insomma tutto rosa e fiori a Bergamo, però per siccome carità. si è parlato di Rissa, Però stiamo parlando ma- dell'Atalanta. dell'Under. Ma sempre lì, sempre atalantini, sono di Non ti una- vogliono fare parlare stasera, Vai, abbiamo Alessandro. tanta roba. Allora, cominciamo a fare un primo raffronto. Allora, per entrare Ecco. nei playoff cerchiamo di analizzare come è finita questa stagione regolare, partendo dal primo contributo grafico che riguarda la comparazione tra la classifica a fine girone d'andata e la classifica del girone di ritorno. A fine andata, ricordate bene, Benevento 41, Catania 41. Girone di ritorno, Benevento gli stessi punti esatti, 41. Guardate dove è finito il Catania, al 7° posto con 29 punti. Quindi un girone di ritorno che ci racconta grandi difficoltà della squadra del Catania, anche dei cambi tecnici che si sono succeduti nell'arco di un mese, e comunque l'impressione di una squadra che ha perso quell'intensità, quella forza anche interiore che aveva manifestato bene nel girone d'andata e nella primissima fase del girone di ritorno. A mio avviso l'ultima bella partita veramente fatta bene dal primo al 90° è Catania-Cosenza, di inizio girone di ritorno. Da lì in poi è successo qualcosa, da quel Sorrento-Catania in poi questa squadra è andata progressivamente a inabissarsi e ha fatto fatica anche a difendere questo secondo posto che, ricordiamoci, fino a poche giornate fa era con un margine di +9, e quindi dobbiamo interrogarci su quale sia il vero volto di questa squadra. E fino a un quarto d'ora prima del triplice fischio a Bergamo eravamo lì per in classifica, bilico. per Certo. classifica Woods. Sì. Allora, io ho individuato una causa che è rappresentata dalla seconda grafica, che fa un po' il consuntivo di tutta la stagione, ma che ha avuto, secondo me, un'espressione molto marcata nel girone di ritorno. Nessun giocatore del Catania nelle 38 gare della stagione regolare è arrivato alla doppia cifra. E parliamo di una produzione offensiva che a inizio stagione, nel nostro immaginario collettivo, tra Caturano, Forte, Rolfini, Cicerelli, Lunetta, questi 5 giocatori, nella peggiore delle ipotesi gli facevamo complessivamente 40-45 gol, ok? Nessuno di questi è arrivato a doppia cifra. L'arrivo di Bruzzaniti a gennaio, che doveva essere un'altra freccia all'arco del Catania, ha prodotto soltanto 2 gol in questa fase del girone di ritorno. Quindi il Catania, secondo me, paga un rendimento offensivo nettamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione, che ha tenuto fin quando la squadra, girone d'andata, con tanti interpreti ma soprattutto con una forza difensiva impressionante, riusciva a ottimizzare la produzione offensiva, magari facendo un gol e non subendo reti. Nel girone di ritorno, quando c'è stato da ingranare la marcia in più per tenere testa al Benevento, questo ragionamento è venuto meno, anche perché la difesa ha cominciato a subire gol, complice anche l'infortunio di Gennaro certamente, ma come fase difensiva intesa come sostegno da parte di tutta la squadra alla fase difensiva, il Catania al girone di ritorno ha avuto un calo. Allora, questi aggiungerei una cosa, se posso. Nonostante i punti del Benevento siano gli stessi sia all'andata che al ritorno, secondo me quella che ha fatto molto la differenza è stata proprio la continuità del Benevento, che secondo me poi nelle ultime giornate ha un po' mollato, diciamo, la presa, perché il vantaggio era ormai incolmabile e quindi diciamo che si sono anche un pochettino rilassati, ma secondo me potenzialmente il Benevento ha espresso
magari un miglior gioco, soprattutto nella seconda parte del campionato piuttosto che nel primo, ed è questo un dato che deve far riflettere molto, perché come si diceva sempre dall'inizio del campionato, chi lotterà per la vittoria del campionato, chi lotterà Catania, Salernitana, Benevento, chi arriverà in fondo? Arriverà in fondo chi avrà la continuità, e il Benevento l'ha avuta, cosa che ha perso il Catania all'inizio del girone di ritorno. Angelo. Io credo che questa squadra sia stata anche un po' martirizzata da tutta una serie di infortuni che sono stati per me decisivi, perché questa squadra non può fare a meno di Di Gennaro, questa squadra non può fare a meno di Cicerelli, e dico anche che questa squadra non poteva fare a meno di Aloi come tipo di centrocampista, era l'unico centrocampista che aveva determinate caratteristiche che gli altri non hanno. E questo ha portato, poi non dimentichiamo tutta una serie di altri infortuni che sono arrivati nel tempo, tipo Rolfini, o comunque anche il fatto che Caturano non è riuscito a inserirsi bene nel contesto, non ha trovato probabilmente anche un gioco adatto alle sue corde, ma diciamo da questo punto di vista non riesco a dare colpe alla società, perché se tu acquisti il capocannoniere dell'anno prima e tu acquisti un giocatore come Forte che aveva un'esperienza, ha un'esperienza importante, erano tutti giocatori come Cicerelli che era un altro capocannoniere, vuol dire non puoi immaginare che tutti questi non riescono più a segnare, chi per un motivo chi per un altro. Credo che comunque il fattore infortuni sia stato molto importante e spero di sbagliarmi seriamente, il timore che quel cambio di allenatore a un certo punto con il cambio di preparatore atletico non porti ad altre problematiche, perché noi abbiamo visto che dall'arrivo di Viali al ritorno di Toscano abbiamo avuto una serie di infortuni dal punto di vista muscolare che non avevamo avuto prima. Però non permetti, Angelo, il preparatore atletico è rimasto lo stesso. No, gli è arrivato Nucera. un certo Pincenti. No, Nucera era comunque nello staff di Viali. Nucera non lo sta più. Il preparatore di Toscano. Però poi c'era un che supervisor, c'era un'altra persona. Io non vorrei che avessero fatto un tipo di lavoro diverso rispetto a quello che stava effettuando Toscano e quindi poi se ne possono pagare le conseguenze. Però comunque adesso il Catania ha tutto il tempo per poter rifare una preparazione ad hoc per affrontare chiaramente questi play-off, con la speranza di riuscire a recuperare quante più persone possibile. La gente si chiede se Di Gennaro potrà tornare. No. Credo che per Di Gennaro non ci siano speranze. Occorre una risoluzione di contratto di uno dei giocatori attualmente in lista e quindi questo passaggio non è praticabile per ovvi motivi. Chi fa la risoluzione di contratto il 27 di aprile? Con magari qualche bel biennale. Mi pare difficile che si possa realizzare. Angelo, rapido, rapidissimo, credimi. Rapidissimo, Alessandro non ci credo. Alessandro è bravissimo. Lei che dice rapidissimo, me ne Alessandro è bravissimo perché fa la radiografia dei numeri. Ma ancora non hai visto nulla. Io vi faccio la radiografia delle mie sensazioni. Paghiamo uno scotto relativo a una impreparazione nella gestione della squadra, a delle lacune di mercato, a delle tempistiche sbagliate e anche a delle lacune organizzative. Situazioni che il Catania finalmente sta provando a rimediare. Non è un caso che da un paio di mesi raccontiamo probabilmente la necessità di andarsi ad allenare su un campo di calcio perché hanno comprato Torre del Grifo, ma non hanno pensato di far allenare la squadra su un terreno di gioco regolamentare. Oggi vanno in ritiro, vanno a giocare su un terreno, vanno ad allenarsi su un terreno di gioco che ha le misure di un terreno di gioco, non di un campetto dove si allenano nella parte larga piuttosto che in quella stretta. Punto primo, Alessandro. Tempistiche sbagliate, perché paghiamo anche le tempistiche sbagliate. Ma tutto questo vediamolo nell'ottica probabilmente costruttiva di una revisione. Il fatto che sia andato via anche il direttore sportivo non ti sembra un gesto, se giusto, tardivo? Perché a quel punto tutto ritorna indietro al mercato di gennaio e mi ricollego al ragionamento che ha fatto Angelo. Da un paio di mesi diciamo che questa squadra ha la necessità di confrontarsi anche con delle amichevoli. Toscano ieri ci ha detto che sono in programma delle amichevoli. Ora non dico che il Catania ci ascolta e ci segue, magari, nel senso, sarebbe un loro giusto diritto anche quello di critica, ma evidentemente le cose che abbiamo raccontato non sono poi così peregrine se, rivedendo
guardandosi alle spalle, questo Catania ha deciso di gestire la squadra in un altro modo, di intervenire con tempistiche diverse, di far allenare la squadra su un campo di calcio vero, di far fare alla squadra delle amichevoli. Poi il risultato lo vedremo. Bene, allora, ha quasi mantenuto la sua promessa. Giulia, prima di fermarci un paio di messaggi e dopo riprenderemo con altre grafiche e altri approfondimenti. Spero che questo ritiro possa far ricaricare le forze a tutti, perché siamo arrivati cotti e stracotti, fisicamente ma anche mentalmente. Dopo Sorrento il nulla cosmico. Forza Catania, passiamo dalla porta di servizio, ma basta Semo. A questo punto bisogna mettere da parte critiche e quant'altro e stringersi attorno alla squadra e fare sentire tutto il nostro affetto per questi colori. La squadra però ha dimostrato durante tutto il campionato di avere le capacità per fare degli ottimi playoff, quindi forza Catania. Grazie alla produzione di Telecolor, che ci darà la possibilità di conoscere tutti i dettagli della preparazione playoff del Catania. Aspetta, questa è carina, nel senso che spediamo Gagliano a Veronello. No, perché a questo punto per seguire tutta la preparazione dei playoff Non serve spedire Gagliano a Veronello. io lo spedirei Gagliano a certo, Veronello, certo. perché Anche vuol dire, io. ci sta. Ma lui mi ha spedito Anche in io. diverse parti. devo Esatto, ti ha spedito in giro per l'Europa. Guarda, la prima spedizione nei là. miei confronti, Casarano, non Prima dimenticherò Casarano, mai. no, la mia, L'ultima. la mia è stata Camigliatello, invece la mia è andata peggio. Allora, Poi, più stanno lontano dalla città e meglio è. Devono andare in ritiro e devono rimanerci fino ad un eventuale finale, che speriamo appunto che ci sia. Ripeto, più stanno lontano da questa città e meglio sarà. Lo scrive Alex. grazie Giulia. Possiamo Grazie a dire voi. però che il ritiro Il sarà... ritiro è molto più short. Esattamente. Possiamo dare date prima Martedì di... 5 fino all'11 saranno disputate 2 amichevoli ancora da definire, quindi servirà sia per massimizzare la concentrazione, per effettuare dei lavori che già da un punto di vista atletico sono stati avviati da alcuni giorni, e soprattutto per testare la condizione di quelli che ieri non erano disponibili e che quindi possono diventare un fattore che può spostare gli equilibri in base ovviamente al recupero. Se vogliamo anche vedere la No, grafica, lo facciamo dopo. Ok. Prima facciamo la pubblicità e dopo vediamo Con la un grafica. borsino Esattamente. sugli infortunati. A dopo, a fra pochissimo. Riprendiamo con le grafiche, Alessandro. Sì, possiamo concentrarci appunto sulla situazione legata agli infortunati e ai giocatori che chi ieri, chi da alcune settimane è fermo ai box per problemi di natura fisica. Allora, andiamo per reparto, per dire che Miceli e Donnarumma, per quello che gli ha causato l'assenza alla partita di Caravaggio, sono stati tenuti a riposo per precauzione, non ci sono problemi, saranno certamente disponibili per l'inizio dei playoff. Chiaramente se la situazione rimane questa, è chiaro. Casasola è presumibile che sia disponibile per il ritorno del primo turno dei playoff, quindi per la seconda partita. Però ha già ripreso comunque a svolgere parzialmente il lavoro col resto della squadra. Centrocampo, la situazione di Corbari è quella più complessa in assoluto, perché ha un problema di fascite plantare e se va bene potrebbe essere disponibile magari per il ritorno della semifinale, qualora ovviamente il percorso del Catania arrivasse a queste proiezioni. Sì, difficile. Difficile. Rolfini ha ripreso a corricchiare, definiamolo in questi termini. Anche per lui la proiezione va per il ritorno del primo turno dei playoff con l'andata della semifinale. Questa è la collocazione che possiamo assegnare a Rolfini. Lunetta ieri è uscito anzitempo toccandosi l'adduttore e farà degli esami dopodomani per capire l'entità del problema. Sembrerebbe che si sia fermato in tempo, anche se questo problema all'adduttore si è già presentato più volte nel corso di questa stagione, quindi
bisognerà capire esattamente che tipo di rilievo darà l'esame strumentale e quale può essere la proiezione. C'è un cambio di per strategia, lunedì. Alessandro, Sì. reputo nella società. Ovviamente anche... mancava Quaini che sarà disponibile per i playoff avendo scontato Poi è la andato sua in doppia squalifica. cifra però. Di ammonizioni, sì, l'unico che è andato in doppia cifra. E anche di squalifiche. 14 ammonizioni. 14 buono. ammonizioni. C'è da dire che fra l'altro 14 ammonizioni che sono state prese tutte nello stesso punto del campo. Mi segui? Sì, sono vestiti con molta attenzione. purtroppo sì, perché in questo caso ogni volta che siamo in quella zona del campo io sono preoccupato. La zona perché- Quaini. la Cioè, zona la zona Quaini, Cesarini, quella è la zona Quaini. Sì, sono preoccupato perché da un momento all'altro ci può scappare l'ammonizione. Gli arbitri ovviamente ormai conoscono lo a hanno memoria. segnato, quindi sanno perfettamente che lì ci può scappare l'ammonizione e purtroppo ci scappa quasi sempre. Sì, ci scappa quasi Anche sempre. su Alessandro. Di Tacchio che ieri non ha iniziato la partita, è stato tenuto a riposo nel corso della scorsa settimana perché Random va tornando quel problema che ha accusato al torace già in diverse circostanze. Io in una questa domanda stagione. ce l'avrei da fare. A Bagliasindi? No, Bagliasindi, cioè, mi può rispondere Bagliasindi, ma è una risposta che io non riesco a capire com'è che il Catania quest'anno non sia riuscito a dare un giocatore della primavera, dico un giocatore della primavera in panchina. Ieri sono stati convocati 17 giocatori, cioè mancava di tutto e di più, ma è mai possibile? Però c'era la... Perché hanno giocato la partita prima la contro- semifinale di playoff l'altro ieri. Pensavo e credo fosse che per di- una questione di opportunità il mister Biagianti abbia insomma in Chiesto accordo con la di società avere tutti gli effettivi. tutelare quello che è un percorso importante che sta facendo la primavera, perché ricordiamo che ha grosse possibilità di andare in finale e quindi di conseguenza potrebbe aggiudicarsi la vittoria dei playoff con il passaggio alla primavera Massimo 2. rispetto e tante levate di cappello, ma credevo che venisse un po' prima la sorte del Catania maggiore dopo quello del Catania primavera, credo, poi mi sbaglierò. Ma comunque io parlo di un discorso generale, cioè voglio dire almeno un giocatore, Poche dico, apparizioni. come espressione, un giocatore che vada in prima squadra, In generale così sì, non sono d'accordo. crescerà mai, cioè non è una cosa veramente, io penso che sia una delle poche squadre in cui si verifica una cosa del genere. Angelo, Non ieri parlo andava- della Serie A dove lì ci sono altri livelli, i titolari sono davvero tanti e lì diventa ancora più complicato. L'Atalanta Under 23 ci insegna, Angelo, che si può fare una squadra competitiva che va ai playoff con ragazzi di 20 anni, 19, 17, 16, ma attenzione, vale 17-18 milioni di euro quella squadra, perché quelli sono piccoli campioni che sono già veicolati per la crescita. È anche vero che però il Catania nei 2 anni di rincorsa seria alla Serie B, alla promozione, ha commesso lo stesso tipo di politica, cioè quella di affidarsi a giocatori che sì. E anche questo reputo, ma è la mia personalissima idea, sia stato un errore clamoroso gestionale. Non ti puoi affidare a giocatori, non dico a fine carriera, ma che hanno percorso decine di migliaia di chilometri. Ogni tanto devi tirar fuori un giovane, l'unico giovane che noi abbiamo tirato fuori è Jimenez, ma l'abbiamo tirato fuori 3 anni fa, abbiamo tirato fuori Quaini, ma l'abbiamo tirato fuori 3 anni fa, abbiamo tirato fuori Castellini, ma non l'hanno tirato fuori questa dirigenza, o meglio, questa dirigenza con altri direttori sportivi, abbiamo tirato fuori Beters, ma torniamo a dire, ritorniamo al campionato dilettanti. Il Catania si è fidato di procuratori che hanno portato giocatori con una certa esperienza e con una certa età, e non invece a una politica dei giovani che potrebbe essere invece il prossimo step del Catania. Per carità, però il Catania se vuole vincere il campionato non può applicare la politica dei Ora, giovani, adesso, però qualche cosa la puoi inserire. Io non dico che adesso non la puoi applicare, questo non c'è era dubbio. un discorso di Posso politica. fare il bastian contrario? Tu devi. L'Avellino l'anno scorso aveva una media età di 35-36, dico, ma infatti non nel è- senso che Biancolino era il più giovane. è l'insieme E che quanti funziona infortunati? o non funziona. Scusami, quando fai uno screening sui giocatori di 30 anni, di 32 e di 35, E perché quelli dell'Avellino non si infortunavano? vedi, e quindi Fammi capire. vedi, e allora Forse- corri ai rimedi,
perché se i tuoi giocatori sono stati Ma forse tutti- c'è anche una dai. componente di imponderabile che non puoi Ma calcolare l'imponderabile- a inizio Gli infortuni stagione. di tipo traumatico Che non li puoi- non li l'infortunio puoi di Aloi, avere. l'infortunio di Esatto, Cecerelli, stiamo parlando l'infortunio di... No, di due infortuni- parliamo di tutto, di due parliamo infortuni di tutto. traumatici, No, e tutto sto il resto parlando ci di siamo tutto. scordati. Ma Il dai, Benevento questo quanti infortuni ha avuto quest'anno? prenderci nessuno. È perfetto, ma quella si chiama in un certo modo, ok? Si può anche chiamare gestione della squadra. Per carità, Attenzione, l'attenzione si può chiamare. fa tanto, però anche il fato ma può il andare fato- a... ma il fato ti rompe Metti che si infortuna Maita Alessandro, o la il Mesta fato o ti rompe. Scognamillo. Padanè, Ma il Bagliasini. fatto può essere l'infortunio traumatico, Ma, l'infortunio Michele, muscolare so che ci che tu mi capita durante capisci. la partita. Sì, ma lo capisco. Ma qua c'è stata davvero una decimazione della squadra ed è da 2 anni che succede. Adesso dobbiamo raccontarci le favolette. No, non Tutto sono è bello, favolette, però sotto non il è fungo detto nascono che i se tu bambini. prendi i giovani vinci il Non campionato. è detto, ma se prendi i giovani l'Avellino e Docet. li massacri su un campetto, probabilmente si rompono tutti quanti. Allora, stiamo calmi, stiamo tranquilli. Benevento perché, non mi perché sembra- altrimenti Benevento mistifichiamo no. i fatti. Allora, Diciamo che però tu per Benevento fatto- non mi sembra che avesse una media d'età bassa, ma Tuminello, allora- Salvemini, ma allora- Maita, ma allora, Scognamillo, Alessandro, Vannucchi. Lei non vuole tornare su un tasto che Ritorniamo ci tiene giusto, sempre Angelo d'accordo. a Però- spingere, però dobbiamo vedere anche su quale strutture e su che campi si allena il capito. Benevento. Questo è un altro tema. Bisogna vedere anche Questo che programmazione allora non è un problema di fisico-atletica c'ha il media d'età Benevento, della rosa. perché è Non è vero un anche il problema di fatto, media è d'età vero della anche il rosa. fatto, ma quando si ripete una cosa del genere È da c'è 2 secondo anni me e un mezzo che si denominatore ripete. comune. Ok, ma si sarebbe importati anche i giovani se va fosse bene. stato questo il Alessandro, problema. d'accordo, vabbè, facciamo una cosa. Ne è stata riparliamo. tutta fatalità. Non C'è è il stata momento. la Magumba, Non mi sono la Magumba spiegato. a Catania. Ti sto è dicendo che arrivata- l'Avellino l'anno scorso aveva una media d'età Ma devi- nettamente sopra i perfetto, 30 ma anni, devi più sapere- vecchia della rosa ma devi dell'attuale sapere- Catania. Ma siccome noi è da 2 anni che abbiamo gli stessi problemi e questi problemi non si sono risolti. Ma questo è un altro tema, e allora sono d'accordo con poi te abbiamo che raccontato che dobbiamo Toscano fare- questi problemi non l'ha mai avuti e abbiamo raccontato un sacco di storie e allora o mistifichiamo tutto e diciamo che è Chi l'ha stata detto la che fatalità. Toscano non l'hai mai avuto? No, o meglio, non li ha avuti con questa frequenza. Ah, ok. Con questa- ma siccome è 2 anni che si susseguono, e allora dico, Padanè, anche cresciamo, quando non c'era Toscano sì, gli infortuni a Catania cresciamo, c'erano e quando il Catania non si cresciamo allenava a tutti, no? Cibalino È gli la infortuni c'erano. percentuale, Ti ricordi è della la- macchina del ghiaccio? Come no? Non si allenava È il la- Catania è assolutamente la al Cibalino, quindi stiamo lasciamo parlando di uno, vai. stiamo parlando di uno che aveva fatto più aveva doping, fatto- però voglio aveva dire, fatto più doping anche che quella- altro, il anche ghiaccio, quell'anno però ci facciamocelo sono fare stati quelli che fanno le gli granite a infortuni. Catania che le Facciamo fanno così, meglio, dai. ci fermiamo un attimo, ci resettiamo tutti. Volevo chiudere la partita di ieri facendo la moviola, se è consentito. E poi invoca il fair play. E poi il fair play, invoca il fair play, capito? moviola e facciamo vedere Altrimenti anche non le pagelle, cresciamo, così capisci? chiudiamo la partita Ma di non domani, cresciamo. di ieri. Se noi non Padanè, diciamo dobbiamo crescere tutti, allora guardiamo tutti gli errori Padanè, che facciamo. dobbiamo Io per primo. crescere, però dobbiamo parlare di meno, questo vabbè. è fondamentale. I bigliettini quando li dai? Bigliettini, nell'ultimo segmento Vabbè. diamo i Ah, c'è bigliettini, sta va storia dei bene? Ci sono i bigliettini, bigliettini. c'è una storia bellissima. Facciamo pubblicità e poi ci ritroviamo. Torniamo di nuovo insieme, anche Michele si è scaldato praticamente fuori onda. Adesso andiamo da Giulia, 2 o 3 messaggi e poi facciamo le pagelle e faremo anche la moviola, così facciamo, ci dice che cosa è successo ieri, quali sono gli episodi più significativi che meritano. Max. Pensate un po', ci salutano da Berlino e ricambiamo ovviamente il saluto. E poi, grazie per gli sforzi che fate per farci vedere in chiaro le partite del Catania. Volevo dire che il Catania nei singoli parlando ha i giocatori più forti della Serie C, ma come si diceva una volta, a volte manca l'amalgama. Grazie Telecolor e Forza Troppo Catania. giovane, troppo A giovane. proposito di sforzi, vorrei dire che lo sforzo di Telecolor è uno sforzo anche, vi assicuro, dal punto di vista economico importante, sotto tutti i punti di vista, prima per riuscire ad acquisire ovviamente questi diritti e poi naturalmente per tutto quello che riguarda la produzione, che fra l'altro uno come Patanè quando va in trasferta mangia, No, ma non è solo che io. mangia poco, si vede. mangia come un La maiale. verità, non come Pandolfo. ma non come Pandolfo. Angelo, tu Pandolfo non l'hai conosciuto. Basta. Pandolfo è Ci voleva. straordinario. Lui a Salutiamo Napoli- Angelo Pandolfo che Io per avevo noi fatto una battuta da lì. Angelo, È ma è una straordinario. Ma risorsa. questa però È una risorsa. è una
risorsa, È una perché è risorsa. straordinario, perché lui si carica davvero come Ercole, perché ha praticamente sembra un marine che parte tutte le volte che parte con noi. Andiamo in un ristorante a Napoli, una piccola trattoria, ovviamente non cose di lusso, e che ha normalmente tre Ma primi noi e non tre ce l'abbiamo il tempo di tre ricordare primi tutte e tre queste cose. secondi. Pandolfo quando entra ormai lo conoscono, dice quale primo sceglie tutti e tre, e i secondi 2 su 3. Va bene, basta, andiamo a dire. Giulia, l'ultimo. Ogni tifoso di qualsiasi squadra vorrebbe un Vagliasindi. È vero, invece ce l'abbiamo noi. Benissimo. Non solo Ciao, Patanè, mamma. anche un Vagliasindi, Esatto. Adesso attenzione. mia mamma l'ha scritto, sicuro. Salutiamo la mamma di Ciao, Vagliasindi. mamma. Allora, adesso vediamo le pagelle. Vai. Facciamo le pagelle. Torniamo da Giulia. Vediamo le pagelle. Andiamo a vedere appunto chi è stato il migliore della partita disputata ieri. Adesso spunta in grafica appunto il migliore, se no ve lo dico io, ve lo anticipo. È il tempo di andarlo a cercare, Ok, eccolo qui. È Salvatore Caturano con voto 7. Se all'arrivo a Catania gli avessero pronosticato 3 gol in 26 presenze, quasi certamente sarebbe scoppiato a ridere. Ma le statistiche questo raccontano e bisogna dare atto al numero 18 rossazzurro di non essersi arreso all'idea di svernare fino al termine della stagione. In 30 minuti mostra molte più cose utili di chi ha sostituito, fino a golden goal che blinda il secondo posto. Fateci caso, i 3 gol che ha realizzato sono tutti maturati nei pressi dell'area piccola, quindi poco coinvolto o poco reattivo? E Fateci adesso- caso Toscano. Fateci caso. Fateci caso Toscano. Fateci caso voi Fateci che ci caso. ascoltate. Esatto. non era Toscano. Magari c'è anche Mimmo non Toscano che alimentiamo. salutiamo. Allora c'è vocativo, il vocativo è fateci caso, o Toscano. Patanè, non Toscano. alimentiamo. No. Vediamo le E a pagelle. proposito del mister Toscano andiamo a vedere anche le pagelle che lo riguardano, non solo lui ma anche tutto il campetto, perché Toscano ha voto 6 anche per Dini, 5,5 per Gherardi e Allegretto, 6 Pieraccini, 6 anche per Cagnelutti che prende il suo posto, Raimo 5, Bruzzaniti 6,5 che lo sostituisce, Jimenez anche per lui 6,5, Di Noia 5, Celli 5,5, D'Ausilio 5, Lunetta 5 che poi prende il suo posto, Cicerelli 6, Forte 5,5 e 7 invece per Caturano che prende il suo posto, quindi voti non altissimi. Quindi ieri Alessandro era in versione Un po' così. stitica praticamente. Sì, era tirato, era molto Giudicare i tirato. voti, chiaramente. questo. Era molto tirato. Ho visto Patanè. questa prestazione e l'ho valutata così. Unica Poi nota che voglio è fare bello perché è vario. Alessandro, il 6 Toscano è, lo trovo stavolta invece riduttivo, nel senso che cosa poteva fare di più di quello che ha fatto Toscano? Ha messo in campo la squadra, quello che gli era rimasto di una squadra, aveva soltanto 5 cambi di movimento, li ha utilizzati tutti e 5, di più non poteva assolutamente fare. Ha provato a dare la svolta alla partita. Tutti gli 8 li abbiamo conservati per i playoff. Esatto, li abbiamo conservati, ma poi per il resto è vero che in realtà la squadra ha avuto nel corso di tutta quanta la partita una flessione molto preoccupante. Ecco, una delle cose che mi chiedo spesso, ogni volta a fine partita, è perché questa squadra ha sempre 2 volti durante la partita? Anche 3. Ma soprattutto 2. Allora, il Catania fa sempre così, i primi 5-7 minuti li interpreta bene, dopodiché cala una specie di sonno profondo e tutto questo va avanti fino al 10° del secondo tempo. Al 10° del secondo tempo il Catania riprende improvvisamente a giocare. Quello che ho quando... detto ieri io durante il diretta Non lo stadio. so, questo Ho non, detto- non ti seguivo Ti posso onestamente. dire qual è il mio pensiero in merito? Sì. Il fatto che non riesce a sbloccare il risultato in Chiaramente. tempi brevi. Chiaramente, infatti, Superata quella fase in cui spinge, produce 20 minuti e non trova il gol, comincia una fase insomma di tensione, di gestione. Col Sorrento andava in vantaggio dopo 6 minuti. Parlo di questa No, fase no, no. finale, Max, è parlo di grandioso. questo tipo di... Sei grandioso. Parlo di questa fase, questa Comunque, che no, ha, no, diciamo, no, ha era rappresentato solo- il declino. è No, solo no, quel quello è caso lì mi vero. ricordo. Quello è è chiaro vero. che questa squadra che ha grosse difficoltà di realizzazione, se non segna poi alla fine siamo. Ma poi però avviene una specie di crollo anche da un punto di vista atletico durante la metà della partita. Però che questa squadra non abbia una tenuta atletica non si può dire, perché se segna sempre agli ultimi minuti, evidentemente questa tenuta atletica c'è. Direttore, Se no, Veramente a volte i migliori sono quelli che subentrano. sì, per carità, questo senz'altro, le 5 sostituzioni ti permettono chiaramente di Secondo me ridare è un fiato a chi fatto non sta mentale. più all'impiedi, questo è chiaro. Secondo me è un fatto principalmente mentale, cioè questa squadra è arrivata a un momento della stagione in cui
ha sbandato vistosamente e non è più riuscita Posso dire la mia, a ritrovare Alessandro? le sue prerogative. Se la Secondo me dici in 120 secondi, sì. in meno. Tutto riguarda il mese di gennaio. Per me è una questione strutturale. È una squadra dove manca un direttore dei tempi, a centrocampo, 1 o 2. Abbiamo 2 giocatori bravi, 3 giocatori bravi, ma sono 3 giocatori che rallentano l'azione, non la percuotono, e quindi, secondo me, a gennaio andava fatto un doppio intervento proprio su quel settore di campo, Sono di quello che d'accordo. dà i tempi, e allora non è mentale. Qui bisogna sedersi a tavolino e dire: abbiamo combinato una cappellata, a gennaio dovevamo intervenire in maniera L'hai seria. già detto. Stop. Sottolineo che lei ha già detto. Adesso è il momento della moviola. Vediamo la moviola, poi tutte le Poi i grafiche. playoff a tutto E spiano. poi vi giro un bigliettino a testa. Ok. Ah, questa storia dei attenzione. biglietti è Allora, d'amore. vediamo quelli la baci moviola, perugini. vediamo la moviola. Sono 4 gli episodi che abbiamo messo insieme, Max. Sì, analizziamo velocemente questi 4 episodi che abbiamo selezionato nella partita di ieri. Il primo riguarda un tocco di mano di Allegretto in area di rigore, che non ha, diciamo, avuto ripercussioni in campo, nel senso che non c'è stata chiamata da parte dell'FVS e quant'altro. L'abbiamo messo solo per far comprendere ai telespettatori che un fallo di mano del genere non è assolutissimamente punibile, in quanto il braccio di Allegretto è più per cercare il contatto con l'avversario, ed è il pallone che casualmente, dopo una serie di rimbalzi, finisce la propria corsa sul braccio di Allegretto. Quindi questo non sarebbe mai stato calcio di rigore, e ne è stato reclamato, per correttezza, è giusto dirlo. Passiamo al secondo episodio, che riguarda l'ammonizione di Pieraccini. Io ho selezionato questo episodio perché secondo me questo qua è uno dei pochissimi errori che ha fatto l'arbitro. In che senso? L'ammonizione è legittima, il fallo è imprudente, poteva lasciar correre e ammonire Pieraccini in un secondo momento, perché c'erano tutte le condizioni per poter applicare la norma del vantaggio. Qui l'arbitro mi è piaciuto, non so per quale motivo, ma Perché ha interrotto l'azione dell'Atalanta. Sì, perfetto. Poi abbiamo il terzo episodio, che è il gol dell'Atalanta, la rete dell'Atalanta. L'abbiamo messa per certificare quasi sicuramente, non al 100%, sempre per il problema della famosa telecamera Questa era ai 30 metri. ai 16 metri. Questa era la E qui mi vorrei ho fatto velocemente i primi 2 episodi perché vorrei soffermarmi velocemente su questo episodio. Allora, mettiamo per assurdo che questa rete poteva determinare un campionato. Cioè, nel senso che, arrivato a questo momento storico del campionato, il Catania si stava giocando la vittoria del campionato, e per quel disguido, quella scelta, quella non è un disguido, scelta, non non è stato disguido, un quella incidente. scelta di, in maniera diciamo soggettiva, in maniera tra virgolette anche un pochettino prepotente, di piazzare volutamente la telecamera in una posizione che non serve a nulla se non per riprendere il gioco da una posizione di campo che non è certo quella dei 16 metri. Se questo gol non fosse stato determinante ai fini della determinazione di chi poteva vincere il campionato, per causa di quella telecamera, l'arbitro, che poi è andato all'FVS perché è stato richiamato, comunque non c'è stata una review di default da parte del quarto ufficiale dell'operatore che hanno certificato il gol. Hanno richiamato perché comunque il dubbio ci poteva stare, e quindi quando l'arbitro si avvicina a queste situazioni è perché viene richiamato dal quarto ufficiale e dice: vieni tu a certificare la regolarità del gol. Le immagini, possiamo dirle che le posizioni di Scelli e Pieraccini tengono in gioco il giocatore dell'Atalanta, però ecco, in una situazione di dubbio la telecamera poteva diventare determinante. Allora, Passiamo c'è all'ultimo episodio. l'ultimo episodio. Qui, da un punto di vista tattico, c'è un grave errore di Raimo, sul sì. gol. Ultimo episodio, mettiamo solo per certificare il fatto che l'Atalanta si è giocata una card per un intervento di Carnielutti ai danni di Sissé, ma sinceramente io non rilevo nulla di particolare. C'è un fallo di mano di Sissé. Sì. Sì, ma dico, se ci fosse stato comunque il fallo è iniziato fuori aria, fuori no? dall'aria. Ma non fa nessun fallo Carnielutti, quindi lo non fa è- Sissé con la mano. L'abbiamo Guardate, messo adesso solo per sgomberare. Nell'immagine stretta vediamo che la chiamata di Carnielutti è anche giusta. Guardate il braccio di Sissé che si alza adesso, è quello con il polsino. A un certo punto si vede questo braccio che tocca il pallone. Non è in questa immagine, ma No, nella è prima successiva. No, ma nella dell'ingresso successiva. in area di rigore. L'abbiamo già fatta, comunque l'abbiamo rimontata più volte, quindi c'è praticamente poco da dire. Qui non c'era fallo. L'arbitro ha fatto bene a non seguire le indicazioni suggerite dalla panchina d'Atalanta. Allora, abbiamo finito anche con la moviola, adesso ci scateniamo una prima grafica, Sì. prima di fare la sosta, dai.
Andiamo a vedere le date dei playoff e forniamo un moment ad Angelo Micale. Benissimo. Allora, passiamo in rassegna la formula dei playoff. Per chi l'avesse dimenticata, ve la prepariamo. Il Signore ci aiuta, ma dico, non possiamo partire direttamente dal secondo turno quando parte il Catania. C'è anche. Ci arriviamo, Ma ci prima arriviamo. dobbiamo Tra arrivare. mezz'ora arriviamo al secondo turno. Partiamo da Abramo, velocemente. vediamo dove Ti arriviamo. ricordi gli schemi dei Bignami e dei Cirannini quando c'avevi che dovevano compendiare tutto un libro? Giovannini, li mettevi là, no, e avevi tutti questi schemi con tutte queste cose. Però sei fantastico. Vabbè, velocemente facciamo dei passaggi per focalizzare la formula. 28 squadre al via. Primo turno si affrontano nel playoff del girone dalla quinta alla decima. Partite che si disputano domenica 3 maggio. Le 3 vincitrici di queste partite del primo turno del playoff del girone vanno ad abbinarsi alla squadra quarta classificata, che nel caso del Catania, del girone del Catania, è il Cosenza. Quindi altre 2 partite per il secondo turno del girone. Dai 3 gironi ne escono quindi 6. Turno secco qua. Turno secco, passa il turno al termine dei 90 regolamentari la squadra che gioca in casa. Ghiaccio in testa per Micale, Sì. perché già incomincia. Ancora siamo all'alba. Cioè. Quindi ne passano 6 da questa fase. Torniamo un attimo sulla nostra grafica, che vanno ad aggiungersi, previo sorteggio che si svolgerà il 7 maggio, alle terze classificate e alla vincitrice della Coppa Italia, che è il Potenza, che danno vita al primo turno del playoff nazionale, con la partecipazione di 10 squadre in tutto, 5 teste di serie, che sono le 3 terze, la vincitrice della Coppa Italia e la migliore classificata che esce dai turni del girone. In questo caso andata e ritorno, con il vantaggio che le squadre teste di serie, in caso di parità al 90° della partita di ritorno, passano il turno. Queste 5 squadre, previo sorteggio che si svolgerà il 14 maggio, quindi attenzione, il Catania conoscerà il nome dell'avversaria il 14 maggio. Negli ultimi anni non è andato bene questo sorteggio, no. Quindi le squadre che hanno superato il primo turno del nazionale, 5 più le 3 migliori seconde, quindi Catania, Ascoli e Brescia, danno vita al secondo turno del playoff nazionale, un equivalente dei quarti di finale, perché sono 8 squadre. Vale lo stesso criterio che abbiamo visto prima, cioè le squadre teste di serie in caso di parità al 90° della partita di ritorno passano il turno. Il Catania quindi giocherà la prima gara fuori casa il 17 maggio e la seconda al Massimino il 20 maggio. Le 4 squadre che superano questa fase accedono alla Final Four. E qui c'è la prossima Qui grafica. cadono, sì, ora la regia ci favorisce la grafica integrativa, non questa ma la successiva, Final Four, proprio la Final con Four. cui abbiamo a disposizione quello che è il tabellone esattamente che porta fino alla finale. Quindi 4 squadre che restano in lizza, non ci saranno teste di serie, sorteggio integrale, che determinerà sia l'accoppiamento delle semifinali ma anche la prospettiva di quelle che poi sono le fasi finali. Ci possiamo fermare qui oppure? Le date, solo per ricordare che le semifinali si disputano il 24 maggio e il 27 maggio, 2 giugno e 7 giugno le 2 finali che designeranno la squadra che sarà promossa in Serie B. È una lunghissima cavalcata che inizierà in quest'ultima il 17. fase, Angelo, Sì? perdonami, semifinale e finali, in caso di parità al 90° della partita di ritorno, supplementari e rigori. E calcio di rigore. Allora, facciamo Tiri di così. rigore. Adesso ci fermiamo. Tiri di rigore. Non calci di rigore. Tiri di rigore. Allora, È Però sai diverso. cosa mi ha promesso? Che se arriviamo in quell'ultima grafica lui prepara la grafica del Kama Sutra. Se superiamo insomma, quel binario, lui ci spiega, ci farà le grafiche, Siamo così calmi. gli spiegherà anche ai telespettatori. allora, Sarà una adesso cosa che- facciamo così. Guarda. Adesso facciamo così. Ci Che sta fermiamo, succedendo? Ci fermiamo e distribuisco Vedo qualcosa per voi. movimento di foglietti. Biglietto per Patanè, Grazie. un biglietto per Velotto, un biglietto per Micale, uno per Bagliasindi e uno per me. È un voucher per 2 persone Qui c'è per la una Polinesia. busta, attenzione,
adesso al rientro della pubblicità vi chiederò di scrivere su questa busta. Diciamolo dopo. Lo diciamo dopo. Lo dai. diciamo dopo? Vai. Lo diciamo dopo. Fermiamoci. Allora, siamo qui per l'ultimo segmento di Corner di questo lunedì Ma che 27. dobbiamo fare con questi biglietti? Allora, Ma non c'è quel messaggio dei baci perugini. assolutamente Perciò no, di chi in stiamo ogni parlando? foglietto c'è scritto il vostro nome, il vostro cognome. Adesso chiedo a tutti voi di scrivere le 2 squadre finaliste. Ma anche tu partecipi? Anche io, qua ho il mio foglietto qui, vedete, eccolo qui. Quindi io scrivo le mie 2 squadre E finaliste. poi le Possiamo mettiamo in guardare- quella E busta poi le mettiamo in Scusami, questa busta. e le apriamo a fine playoff. Certo. Posso guardare prima la griglia No. delle partecipanti? No, Abbiamo assolutamente la no. schermata. Sì, c'è il ranking delle partecipanti che intanto la regia ce lo fa vedere. Nel frattempo così Patanè Raccogliamo Esatto. allora, scrivete le vostre squadre. Cioè, ti vorrei ricordare, Patanè, in quale campionato milita il Catania? Non vorrei che tu... Certo, no. Non mettere- No, perché Alla sta... finale con la Juventus. Ecco. Allora, vediamo un po', mancano gli ultimi 2, quello di Patanè e di Vagliasindi. Vagliasindi me l'ha consegnato in questo momento. Patanè, ci sei anche tu? Eccolo qua. Ah, ok, benissimo. Allora, Tu hai scritto? io ho scritto. Ok. Va sigillata però. Chiudo la busta e mettiamo poi una sigla per dire che la busta Mamma mia, non si apre. Abbiamo anche un notaio, nel mentre che ci siamo. Assolutamente. Che era bello qua. quando la busta Allora, si metto una leccava, mia ora sigla. invece- Ara. Metti una sigla tu, mettete le Ragazzi. vostre firme, così poi apriremo a fine avventura. Poi chiamiamo giù Cascasella. Esatto, Come chiamiamo giù Una striscia, Cascasella? una striscia di scotch sopra ci vorrebbe. Ah, vai, adesso Max, Un po' di cera. quello lo facciamo. C'era l'acca la mettiamo. Ma chi inventa questi giochi? Ma tu non sai, tu non sai. Io reputo che uno la notte pensi Benissimo. alle statistiche, nel frattempo ci aspetta. Questa è la busta, Va bene. Ci sono le vostre firme, c'è anche la L'8 mia firma. giugno L'8 l'apriremo. giugno l'apriremo, forse anche prima, perché praticamente non lo Quando sappiamo. finiscono i playoff? Noi auguriamoci che L'8 il Catania... giugno l'apriremo. Allora non l'8 giugno, Alessandro. La finale di È la ritorno finale, il è 7 l'8, ma giugno. noi non saremo. Il 7 giugno Il la 7 finale di giugno che ritorno. giorno è? È domenica. È domenica? Quindi Ah, il allora l'8 giugno L'8 apriremo. Io giugno. pensavo che fosse un sabato, quindi non... tutti attaccati quindi al pensavo televisore. che... È nato là. Allora, ci sono le ultime 4 grafiche da vedere, Alessandro. Andiamo con il ranking che avevamo già sbirciato per mettere in colonna per meriti della stagione regolare le 28 squadre che parteciperanno ai playoff. Mamma Si mia. va dall'Ascoli, che è la migliore delle 3 seconde per media punti, all'Atalanta, che è entrata per il rotto della cuffia proprio ieri, che è la 28esima. Abbiamo chiaramente per fasce, le prime 3 sono le seconde, le squadre dalla quarta alla settima sono le terze più il Potenza che ha vinto la Coppa Italia e così via a scalare. Chiaramente abbiamo messo prima di ogni fascia la squadra che ha la miglior media punti del lotto delle squadre di ogni girone. Quindi abbiamo tutta una serie di squadre, alcune di poco blasone, altre che possono anche rappresentare una sorpresa, tra quelle non pronosticate. Magari ti esce un Potenza, faccio un esempio, che è una squadra che a me piace molto, è un campo quello dove è difficilissimo andare a giocare. Ci siamo andati un paio di volte quest'anno, non è andata poi così bene. Esatto. Il Campobasso, che prima era citato da qualche nostro telespettatore, è una buona squadra, ha un ottimo giocatore che si chiama Bifulco, ma non mi pare una squadra in grado di poter arrivare fino in fondo. Quindi questa la escludiamo dalla griglia di quella che tu hai selezionato. Il Campobasso Perché ne so? non riscuote i miei pronostici, però insomma c'è una bella e ampia scelta. Ovviamente andremo ad aggiornare con la scrematura che avverrà, Esatto, perché con la noi da vista di lunedì tutte le prossimo partite. siamo a capo qui a far corner. Certo. E quindi ora riempiremo di nomi E quindi quelle Ne usciranno 9 quelle il 3 griglie. maggio, Esatto. quindi da 28 diventano Diventeranno. 19 E allora Ah. inizieremo a e vedere. così via. si farà una scrematura. Vediamo, Michele lo vedo molto felice di questo. vediamo Felicissimo. Vediamo prossima appunto grafica. le partite in programma domenica 3 maggio, i playoff del girone primo turno. Abbiamo in programma 9 partite che sono esattamente queste: Trento Gian Erminio, Cittadella Arzignano, Lumezzane Alcione Milano per quanto riguarda il girone A. Girone B, Juventus Next Gen Vispesaro, Pianese Ternana e Pineto Gubbio.
Girone C, Casertana, Atalanta Under 23, Crotone, Audace Cerignola e Monopoli, Casarano. Quindi ricordatevi, le squadre a sinistra in caso di punteggio di parità al 90° passano il turno per aver ottenuto la migliore posizione Occhio in a questi classifica. ragazzi dell'Atalanta Under 23 perché mi sono sembrati molto motivati, molto sul pezzo nella partita di ieri, ben allenati e probabilmente hanno l'energia ancora oggi per poter fare una buona partita già domenica prossima. 2 grafiche ancora. Sì, ricordiamo quali squadre hanno vinto i playoff da quando c'è questa formula. Ci propone la regia la grafica che va dal 2016-2017 con Devo la dire vittoria. grazie anche alla nostra Daniela Fazio che praticamente ha fatto un lavoro immane. Esatto, L'ho fatta impazzire. Se c'è qualche sbavatura perdonatela, ma ha lavorato praticamente da ieri sera quando è finita la partita ad oggi Da ieri pomeriggio. notte da quando a Vaglia Silvia ha pensato. Esatto. Restiamo su questa grafica perché ci fa vedere come diciamo, la squadra che ha vinto i playoff da seconda è una circostanza che non si verifica dalla stagione 2020-2021. L'ultima a farlo è stata l'Alessandria. Nelle stagioni successive il Palermo li ha vinti da terza, come il Lecco di Foschi, il personaggio del nostro quiz, così come la Carrarese di Calabro nella stagione 23-24 e come il Pescara di Silvio Baldini l'anno scorso che chiuse al 4° posto per vincere i playoff. Vediamo chi sono i tecnici che hanno vinto i playoff appunto in questo segmento temporale. E la schermata, eccola qua. Abbiamo Roberto D'Aversa, Piero Braglia, Luca D'Angelo e Vincenzo Italiano. Ci furono 2 promozioni a terzi playoff nella stagione 2018-2019. Sembrano i Cialist tutti e due, cioè Luca esatto. e detti Cialist. E Vincenzo Italiano. Poi abbiamo Massimiliano Alvini, Moreno Longo, Silvio Baldini che l'ha vinta 2 volte, ha vinto 2 volte i playoff 2021-22 col Palermo, 24-25 col Pescara, Luciano Foschi 22-23 col Lecco, Antonio Calabro con la Carrarese nella stagione 23-24. Allora, siamo ubriachi di numeri. Io Nomi importanti, certo. Abbiamo allenatori insomma, che hanno fatto una certa carriera nazionale. Poi Vincenzo Italiano, uno degli allenatori più corteggiati della Serie A, Alvini che col Frosinone in Serie B sta facendo una stagione pazzesca, Calabro con la Carrarese ha fatto delle stagioni importantissime per il valore insomma, assoluto della Carrarese. E Silvio Baldini che ha tenuto di dirci tutte le volte che lo incontriamo il legame fortissimo che ha avuto con Catania, con la Sicilia in generale, anche e anche con Mimmo Di Carlo. Con Mimmo Di Carlo, sicuramente ce lo ricordiamo. Questo è stato un legame. Era a bordo campo, è stata una delle scene più belle che io mi ricordo. Facciamo così, abbiamo una quarantina di secondi prima di salutarci. C'è un nostro telespettatore però che ci dice una cosa molto interessante, volevo dire, a proposito dell'apertura delle buste, perché dice: ma perché aspettare giorno 8? Perché dice non aprire a giorno 1 giugno? Perché la finale di andata si giocherà il 2 se non sbaglio, no? Non mi ricordo però. Il 3. Però ci saremo noi come corner giorno 1. A giochi fatti con le squadre che conosciamo potremo anche fare questa cosa qui. Speriamo che ci siamo, perché se il Catania dovesse... Ma noi dobbiamo essere positivi, no Patanè? Nel senso dico, noi ci saremo e poi qualcuno di noi si prenderà i meriti quel giorno perché molto probabilmente qualcuno di noi avrà messo... Esatto. Vabbè, non lo so. Vi posso dire che ci arrivano dei saluti da un ragazzo italiano che vive a Bologna ma che in questo momento si trova in Lituania per l'Erasmus e sta seguendo Corner. Esatto. Salutiamolo allora. Assolutamente. Come si chiama questo ragazzo? Fabio. Ciao Fabio. Guarda intorno in Lituania perché c'è tanta bella gente. Giulia, siamo andati lunghi, però un paio di messaggi dobbiamo leggerli per forza. Sì, vado. Leggiamoli. Ormai siamo agli sgoccioli e vorrei fare i miei complimenti a tutto lo staff di Telecolor e magari l'anno prossimo rivedervi tutti insieme gli stessi e anche con Giulia. Complimenti a tutti e grazie per la professionalità. Grazie, era troppo bello buono. questo messaggio, allora, volevo leggerlo. La finale di andata si gioca il 2, mi dicono. Due. Quindi se andiamo in onda l'1 possiamo fare benissimo questa cosa. Allora, poi per farvi capire che nella... No, se andiamo in onda noi l'1. L'1 andiamo in onda. Ora ci siamo Facciamo la prima cosa. Ci possiamo pensare alla prossima volta, la prossima puntata. Noi andiamo in onda il ritorno della semifinale.
Sì, ma la prima, ok. la prima finale si gioca il 2. Quindi andiamo in onda dopo la domenica di ritorno. non dal venerdì. Eterno riposo. Non sarebbe male, dai. Per voi però. Grazie. L'ultimo messaggio, Ma dai. scusa, e dopo questa di Micale, qual è l'ultimo messaggio? Va, no, l'ultimo messaggio. l'ultimo. No, quest'ultimo ti riguarda, guarda un po', nella nostra messaggistica arriva davvero di tutto. Guardate qui, Cosa una è? domanda a Patanè da parte di mia suocera. Patanè è signorino o maritato? Lei si chiama Pina, potete salutarla? Certo, niente. ciao Pina, salutala tu a questo punto. Salutiamo dai. Pina. occupato. Salutiamo Pina che è Ciao, meglio. Pina. Angelo, devi dire un'altra cosa. Sì, lui non è né signorino né manco maritato, è perso. È bellissimo questo. Allora, ci fermiamo qui, devo ricordare un paio di cose, nel senso che fra poco c'è la differita integrale della partita di ieri, il commento di Angelo Patanè Toscano si guarda corner anche nelle nostre interviste perché sa che noi cominciamo quasi sempre parlando di musica, anche a lui piace la musica. e salutiamo, anche questa salutiamo partita- Mimmo Toscano. Chiaro, Allora, sì. dicevo che fra poco c'è la differita di Atalanta Under 23 Catania con Patanè e Carlo Breve che riavremo nei prossimi giorni qui con Potrete con- vedere la telecamera ai 16 metri nella differita. Esattamente, la vedremo. Con l'intelligenza artificiale. Speciali. Poi devo dirvi anche che questa settimana non c'è preview per ovvi motivi, perché ritorna il 15 di maggio, prima dell'esordio del Catania nei playoff. Noi invece regolarmente saremo qui lunedì prossimo con Corner. Grazie Giulia. Grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di serata. Grazie Max Velotto. Grazie a tutti quanti voi. Grazie a a voi. Angelo Micale. Alessandro Vagliasini. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi per Patanè. sopportarmi. Siamo andati troppo lunghi, qui abbiamo le due buste, il vincitore del nostro quiz e le nostre previsioni. A lunedì.